21 marzo è la primavera, anche se in qualche paesino con qualche fiocco di neve, ma pur sempre primavera. Stiamo per iniziare una domenica da Tennellode, diversi gli ospiti, tantissimi gli ospiti. Ho il collegamento anche con qualcuno che ci segue da casa, ma soprattutto ho il collegamento con diversi ospiti, tra cui il presidente Spirlì. Rimanete con noi perché questa è Tennellode. Siempre que te pregunto qué, cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Y está perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días, yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto y cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y está perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Está perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y está perdiendo los días, yo desesperando y tú contestando quizás, 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 quizás. Hey! Un applauso al nostro Alex, complimenti. Ciao Giuseppe. Buon pomeriggio. Il nostro Alex Perciabosco è il nostro cantante resident di questa trasmissione Tennellode. Salutiamo. La trasmissione che ha portato diversi talenti, diversi artisti, e lui è rimasto sempre qui, fisso ad accompagnarli e a dare il suo supporto. Grazie Alex, Grazie ci tenevo a te, a ringraziarti di vero cuore. Allora, partiamo subito, velocemente, saluto i miei opinionisti, saluto Antonio D'Amico che è in studio, Damiano oggi non è con noi, Vincenza Gallo dalla Social Room. Apriamo subito i telefoni perché oggi siamo in collegamento anche con il presidente Spirlì. A causa delle condizioni atmosferiche purtroppo non ha potuto essere qui con noi, ma nemmeno il direttore Perri, che salutiamo, sarà con noi poi la prossima settimana. Vincenza, apriamo subito la linea telefonica ricordando i numeri di telefono. Apriamo immediatamente la linea telefonica. Io vi ricordo che potete contattarci tramite WhatsApp al 34592
11221, oppure addirittura potete interagire con noi in diretta chiamandoci allo 0984 41720. Mi raccomando, perché è una bellissima puntata anche questa, e quindi, come ha detto Giuseppe, vi aspettiamo veramente in tantissimi. Bene, allora io parto subito con il collegamento con il presidente Spirlì, che dovrebbe essere già in linea con noi, e lo ringrazio per questo momento che riesce a regalarci. Presidente, è con noi, collegato? Pronto? Vediamo se è collegato. Mi sente, Presidente? No, diamo via, magari riproviamo dopo il collegamento. Oggi purtroppo a causa delle condizioni atmosferiche sono un po', le linee hanno anche qualche difficoltà. So che c'è già una telefonata in linea mi segnalano di un telespettatore. Ok, mamma mia, ancora dovevamo attivare le linee, già sono tutti pronti. Mi dicono il signor Maurizio che sta provando a mettersi in contatto con noi. Sentiamo se il signor Maurizio è già in linea. Pronto? Va bene, riproviamo fra pochissimo. Allora, D'Amico, oggi il tempo è quello che è, una primavera con qualche fiocco di neve, devo dire, eh? Vincenza, siete d'accordo? Assolutamente, praticamente nevica dovunque. Giuseppe, tu vieni da Rossano, hai trovato... Pioggia, tantissima pioggia. Mi dicono che abbiamo il Presidente al telefono, scusate, oggi... Pronto Presidente? Mi sente? Buon pomeriggio e grazie per l'invito. Ecco, grazie Presidente a lei per darci, che ci dà questa occasione. Scusatemi se non sono lì da voi, ma il tempo non è clemente oggi, purtroppo. Purtroppo sì, Presidente, ma spero ci darà l'occasione una prossima domenica. Va bene. Allora, io partirei subito con la prima domanda, Presidente. Cioè, lei ha annunciato sui social che per la giornata di lunedì, quindi domani, ci sarà un tavolo per decidere l'eventuale zona rossa della Calabria. Può dirci qualcosa in più, Presidente? Allora, chiariamo una cosa. Il tavolo intanto è stato annunciato anche con un comunicato ufficiale, chiaramente non solo sui social. Il tavolo comprende tutta l'unità di crisi, compresi i commissari di ASP e di aziende ospedaliere, comprende l'ANCI, tutti i sindacati, CGL, CISL, UIL, UGL, comprende i rappresentanti di tutte le categorie, quindi industria, commercio, artigianato, consumatori, confesercenti, comprende la CEC, la conferenza episcopale, perché sappiamo anche quanto incide diciamo, sulle chiese, sui riti, eccetera, soprattutto in previsione della Pasqua. Comprende chiaramente il Presidente del Consiglio regionale, tutti i capigruppo di maggioranza e opposizione, gli assessori chiaramente della giunta regionale. Quindi sarà un tavolo, e poi altri che spero di essermi ricordati tutti quanti, insomma potrebbe essermi sfuggito qualcuno e chiedo scusa. Non è un tavolo per decidere la zona rossa, è un tavolo in cui domani finalmente tutti quanti insieme ci confronteremo sui dati epidemiologici di questa regione, in maniera tale che nessuno abbia il dubbio di essere tenuto fuori mai nelle decisioni. Quello che accade domani in realtà in parte è sempre accaduto di volta in volta quando c'è stata urgenza e necessità, ogni qualvolta c'è stata appunto l'urgenza di prendere una decisione. È chiaro che quello di domani sarà per la prima volta, peraltro sarà possibile seguirlo in streaming sui canali della Regione e sia Facebook che il canale ufficiale e per quanto mi riguarda anche sul sito ufficiale mio. Questo che cosa significa? Che lo voglio ampliare il più possibile a tutti gli utenti, in maniera tale che nessuno rimanga fuori. I calabresi tutti domani con un canale o con un altro potranno seguire i lavori. Che cosa significa, per quale motivo questo? Guardate, noi siamo arrivati
in questi ultimi giorni a quello che io temevo già un mese e mezzo fa, e cioè che i contagi avrebbero raggiunto anche, se non addirittura soprattutto, ma voglio dire anche, le generazioni più giovani, perché quello che viene fuori è che purtroppo sui nostri territori, in tutti i territori, sono presenti le varianti di questo maledetto virus. Non è un attacco a nessuno, però in una regione dove da oltre 20 anni la sanità è patente, la sanità è malata, perché noi sappiamo che la nostra è una sanità debole, e chiaramente 4 mesi di commissariamento del prefetto Longo o della presidenza da facente funzione di Spirlì non avrebbero certamente potuto curare una sanità distrutta dalla mala politica, dalla massoneria, deviata e non, dall''ndrangheta, da tutta la porcheria che si è data, si è passato il testimone in decenni. Quindi non è che uno in 4 mesi e in piena pandemia, né Longo e né Spirlì hanno il potere del miracolo da Gesù Cristo per la sanità calabrese. Quindi in una situazione di questo genere la cosa più importante per quanto ci riguarda è prevenire, perché noi non abbiamo la potenza di fuoco per poter curare. Tutte le regioni d'Italia sono in questo momento sofferenti per questa pandemia, perché basta guardare i telegiornali e basta leggere i giornali per bene, ci si rende conto che non c'è una regione da nord a sud, da sud a nord, da est a ovest e viceversa, che si possa salvare. E anche quella Sardegna, che era stata utilizzata malamente con una colorazione fittizia bianca, oggi ha fatto il doppio salto. Significa che quella colorazione fittizia, a mio parere, data chiaramente dal governo, non è servita a nulla se non a raddoppiare i contagi fino a farli diventare da bianco ad arancione profondo, esattamente come tutti quanti gli altri. Noi abbiamo un R-T conteggiato fino al giorno della decisione al minimo a 1,24, massimo 1,36. Quello che sarebbe stato necessario era che il governo prendesse la stessa decisione che ha preso a Natale per tutta l'Italia e leggesse questi dati in maniera tale da poter garantire i risarcimenti veri, certo, a chi dovesse andare a dover abbassare saracinesche, ma soprattutto a decidere cosa deve rimanere aperto o chiuso in una regione che già di suo come default dovrebbe avere uno 0,30 di di R-Conti, proprio per il fatto che la sanità nostra è una sanità debole. Presidente, mi ha dato un assist parlando proprio di saracinesche, no? È stato approvato dal governo il decreto ristori. Cioè, lei che idea si è fatto? Cosa ne pensa? Guardi, che ancora una volta, posso? Sì, prego Presidente. Che ancora una volta gli aiuti che questo governo nuovo può aver dato sono quelli che risultano essere al momento il massimo di quello che ha potuto fare, fermo restando che si può ottimizzare e si deve ottimizzare. Dal primo giorno in cui mi è toccato assumere questo incarico, e che quindi dal primo giorno in cui io siedo alla conferenza Stato-Regione, come da verbali sto chiedendo che si concluda questa fase con questa parolina che mi fa tanto senso, cioè ristori, e che si passi al termine più giusto, che è risarcimento del danno. Certo. Perché qui c'è un risarcimento di cui bisogna parlare. Qui non si può dare la monetina nel cappello a chi ha dovuto abbassare le saracinesche, a chi è dovuto rimanere fermo per mesi o per un anno intero.
Qui bisogna andare a recuperare il risarcimento del danno vero, reale. Esatto, i contentini non servono a nessuno, anche perché la Calabria, Presidente, vive di turismo, di cultura, anche di gastronomia, soprattutto di gastronomia, per un turismo proprio gastronomico, no? Per questi settori, ad esempio, no? Che cosa si sta facendo? Guarda, ci possiamo dare del tu, io non riesco a dare del lei, scusatemi, sono più forte di me. Presidente, prego. Allora, guarda, io ti dico, la Calabria l'estate scorsa, e non meno di altre regioni che vivono anche di turismo, ha fatto una apertura intelligente, tant'è che i nostri numeri relativi al contagio tra settembre e ottobre, grazie a Dio, hanno continuato ad essere fortunatamente sotto controllo. Quando dicono il contagio è arrivato perché c'è stata l'estate, se fosse stato un contagio estivo noi avremmo dovuto avere l'ecatombe a settembre e a ottobre, quando in realtà, grazie a Dio, se ben vi ricordate, noi eravamo in fascia gialla e non abbiamo avuto grossi problemi. Sono cominciati ad arrivare i problemi, come in tutte le regioni, quando la più grande industria calabrese ha ricominciato a lavorare a pieno ritmo. Qual è la più grande industria calabrese? Te lo dico io. La più grande industria, cioè quella che mette in movimento il maggior numero di persone, è purtroppo, e attenzione, fatemi finire la frase, è la scuola. Perché tra studenti, insegnanti e personale che riguarda la scuola noi siamo il più grande indotto. Ora, levate a tutti il dubbio che un presidente, seppur facente funzione, che viene, grazie a Dio, dal teatro, dalla scrittura, dal giornalismo, dalla televisione, possa mai voler tenere lontano dall'istruzione, e sono prova tutti gli iscritti miei di questi 40 anni, possa voler tenere lontano dall'istruzione e dalla cultura i giovani calabresi. Grazie a Dio ho aiutato a formarsi giornalisti, attori, registi, montatori, operatori televisivi, per cui è folle pensare che io voglia tenere lontano dall'istruzione i giovani, ma l'istruzione è un conto e la presenza in aula è un altro. Ok, dopo ritorno sulla scuola, Presidente, perché mi ha dato un altro assist, avendo qui in studio da me Antonio D'Amico, che lui è presidente di FITA, ha toccato il teatro ad esempio, ha parlato bene di FITA. Antonio, abbiamo al telefono il Presidente, che intanto lo ringrazio, come ha detto prima, Presidente, ci diamo del tu, perché perché a Cariati, quando ci siamo incontrati, mi hai detto queste testuali parole: voglio essere il presidente di tutti, chiamami e sarò nella tua trasmissione. E ti ringrazio perché hai dimostrato davvero di essere una persona di parole, una persona che merita veramente tanta stima su questo. Non ci sono state troppe cose e sei riuscito a essere con noi. D'Amico, per il teatro. Allora, Presidente, buonasera, mi presento. Sono Antonio D'Amico e sono il presidente della Federazione Italiana del Teatro Amatori della provincia di Cosenza. Le faccio i complimenti perché io adesso le parlo da assessore alla cultura. Noi abbiamo visto lo sblocco della cultura anche con l'ultimo bando sul teatro, però le volevo fare complimenti anche per quello che sta facendo, perché sta portando avanti le politiche del nostro compianto Presidente Santelli, anche con la lettura dei giorni scorsi di avviare questa costruzione degli studios sulla Mezza. Diventerebbe un qualche cosa di grande per la cultura e per il nostro territorio. Però io le vorrei fare nello specifico una domanda che riguarda la proposta di legge 326 che è stata avanzata nella vecchia legislatura, consigliatura regionale, sulla tutela e la promozione del teatro amatoriale in Calabria, perché come lei sa la nostra regione è l'unica che ancora non riconosce il teatro amatoriale. Sa darmi certezze se anche la vostra amministrazione punta su questo riconoscimento, se nella vostra agenda c'è di riprendere questa proposta di legge fatta nella scorsa consigliatura? Guarda Antonio, intanto ti ringrazio perché mi fai parlare di un argomento importantissimo per quanto mi riguarda. Tu sai che dal primo momento, da assessore alla cultura, io ho aperto un tavolo tecnico con tutto il mondo del
del teatro, con tutto il mondo delle produzioni teatrali, dello spettacolo, con un tavolo tecnico con il mondo della cultura. Mai e poi mai un assessore si era confrontato settimanalmente, quindicinalmente con gli operatori del mondo della cultura. Credo fermamente, per come lo credeva anche Iole, peraltro se mi ha scelto come assessore alla cultura un motivo forse ci sarà, e forse anche come vicepresidente, chissà. Noi abbiamo sempre pensato che la Calabria possa essere veramente una California dell'Italia e dell'Europa. Tanti vengono a girare qui in Calabria, vengono da ospiti, girano e vanno via. Molto spesso si accontentano di prendersi solo le piccolissime maestranze, proprio le più, tra virgolette, le più elementari, però arrivano da fuori maestranze, attori, tutti i tecnici, gli operatori, eccetera. Tutto questo deve finire, perché se è vero come è vero che questa terra è benedetta anche proprio da un punto di vista delle dotazioni naturali, ambientali, per poter girare 12 mesi all'anno, e allora è giusto che ci siano questi studios. Noi abbiamo Iole, il grande sogno di Iole, che non era solo un sogno ma un vero e proprio progetto. Io non avrei finito questo mio mandato in santa pace se non avessi portato avanti quello che è il sogno di Iole. Per me, quando parlo di Iole, parlo al presente e non parlerò mai al passato, per quanto riguarda la mia sorella, amica, familiare, tutto quello che si può dire per quanto riguarda il rapporto tra me e Iole, ben venga. Questa decisione di finalmente dare la stura a questo progetto e presentare alla Giunta, che peraltro ha approvato la costruzione degli studios nel cuore della Calabria, quindi centrale a tutti quanti, che è alla Mezzia Terme, dove peraltro la Regione ha dei terreni che risultavano essere assolutamente incolti e non proficui. Finalmente darà alla Calabria la più grande industria su cui potranno contare con tutto l'indotto tutti i calabresi, a qualsiasi categoria appartengano, perché far lavorare questo indotto, la produzione televisiva e cinematografica e conseguentemente teatrale, sarà una cosa importantissima. Per quanto riguarda l'estate prossima, è chiaro che dovremo metterci sotto con la cultura per arricchire sempre di più la proposta turistica. Il teatro amatoriale entrerà assolutamente nei progetti. Io mi auguro di poterlo fare già io in questa coda di amministrazione, che peraltro è una coda lunghissima per volontà del governo, e mi auguro di poterlo fare al più presto. Venite a trovarmi, ci incontreremo in un tavolo tecnico anche con voi, e come è stato fatto per tutti quanti. Io voglio ricordare una cosa: alle produzioni l'amministrazione precedente aveva lasciato 350.000 euro, lo scorso anno sono arrivati a 1.000, a un milione. Quindi significa che l'attenzione verso le produzioni artistiche e culturali, e non solo lì, perché voi sapete quanti bandi sono stati fatti per quanto riguarda la cultura e i beni culturali. Quindi, Presidente, perdonami, a me dispiace interromperti, però appena abbiamo aperto le linee, e qui la social room che è in continuo aggiornamento grazie ai social, sono arrivate un sacco di domande, di messaggi. Siccome so quanto ci tieni a dare risposte direttamente alle persone, sentiamo giusto 2 messaggi dalla social room. Ne sentiamo 3, Giuseppe, perché sono veramente tantissimi. Presidente, buon pomeriggio, Vincenza Gallo. Ciao cara. Salve. Allora, guardi, io gliene leggo 3 che ritengo racchiudano il senso un po' di tutto. Torniamo a bomba sulle scuole, ovviamente, perché è il punto che in questo momento fa più gola ai cittadini calabresi. Glieli leggo in modo tale che così riesce anche ad inquadrare il problema. Buonasera, scrivo da Crotone. Orbene, qui c'è una situazione insostenibile. Abbiamo un sindaco che, nonostante i casi Covid positivi nei bambini, non vuole chiudere le scuole, asserendo che saranno chiuse quanto prima, ma solo se dovessimo entrare in zona rossa. Ancora a seguire,
potete chiedere gentilmente al Presidente facente funzioni come, a prescindere dal portare avanti le idee dell'ormai compianta Iole Santelli, si possa realmente intervenire all'interno delle scuole, perché molto probabilmente il problema reale dei contagi, quindi dei contagi in aumento, nasce proprio da lì. E chiudo con un ultimo messaggio del dottor Giovanni Capocasale, il quale riferisce quanto adesso le leggo. Vi sto seguendo, al di là delle varianti e dei positivi a scuola, ho calcolato che il 25% della popolazione scolastica, escluse le superiori, sono in quarantena. Perché di questo dato nessuno parla? Quanto ancora dobbiamo aspettare prima di chiudere tutte le scuole e proclamare la zona rossa? Presidente, allora, se riesce nei tempi, perché fra 5 minuti noi andiamo in pubblicità, se no la devo tenere anche con noi. Rispondo rapidamente. Sì, perché è arrivata anche una mail molto importante, me l'hanno appena consegnata, Presidente, per lei sempre. Va bene. Prego. Rispondo rapidamente, anche se non è rapidamente che vorrei rispondere. Sulle scuole voi sapete come la pensi, perché chiaramente è stato il primo campanello d'allarme che ha suonato nel momento in cui io mi sono reso conto, dal confronto con tutti gli altri presidenti di regione d'Italia, che nelle altre regioni i contagi toccavano comunque le scuole. Avevo proposto un mese e mezzo fa ai rappresentanti sindacali delle scuole, all'ufficio scolastico regionale e a tutti i rappresentanti delle categorie, avevo proposto di fermare la presenza per cominciare i primi 15 giorni di vaccinazione del personale scolastico. Avevo proposto di fermare perché i numeri sarebbero aumentati. Nessuno può oggi dirmi che io non l'avessi previsto e che oggi quello che Spirlì aveva previsto non si sia verificato. Detto questo, siccome non voglio stare qui a dire ve l'avevo detto, la situazione è: se la smettessimo di fare polemica come se fosse una guerra politica e soprattutto come se fosse una guerra contro il Presidente della Regione, che può essere simpatico o antipatico, ma una cosa è certa: non odia e soprattutto non prende posizione così alla leggera, perché ai miei 60 anni la mia vita personale e la mia vita professionale, oltre che l'impegno politico più che cinquantennale, mi insegnano che cosa bisogna fare quando si hanno delle responsabilità. Oggi tutti devono prendere atto che quella decisione avrebbe sicuramente rallentato, se non bloccato, i contagi nelle scuole, così come è diventata all'epoca impopolare la decisione di Iole di chiudere la Calabria, e poi si è verificato invece l'esatto contrario, che è stata veramente una benedizione, e Iole è stata crocifissa all'epoca, attenzione. Allo stesso modo oggi continuano a crocifiggere politicamente chi non vuole prendere decisioni politiche, ma solo decisioni istituzionali per il bene di tutti i territori. Grazie. Quindi, detto questo, sì, e chiudo, poi ci risentiamo quando volete voi. Detto questo, la cosa importante è: non si chiuderanno le scuole perché piace al Presidente Spirlì, ma se ci sono i numeri per farlo, non aspetteremo un secondo, ma i sindaci possono già farlo, tant'è che molti sindaci calabresi le scuole le hanno chiuse. Bene. Presidente, allora io devo andare purtroppo in pubblicità perché, come sa, è d'obbligo, quindi è arrivata una mail. Io non so se lei ci sta seguendo anche da casa sul canale 10. È arrivata questa mail, io la leggerò subito dopo la pubblicità, la manda un certo Maurizio. La leggerò. Chiamatemi, no? Qual è il problema? Oppure rimaniamo in collegamento. Facciamo grazie, Presidente. Non si dica che se c'è bisogno di una risposta, non si dica che la risposta non arrivi. Beh, grazie Presidente. Allora vado in pubblicità e sentiamo anche la telefonata prima del signor Maurizio e leggeremo insieme questa mail. Rimanete con noi, a tra poco. Grazie. Allora, dove sono? Sono qua.
Siamo ritornati in studio, il Presidente Spirlì ci ha dato l'occasione di ricollegarci con lui, vista la mail che abbiamo ricevuto di Maurizio. Io non aggiungo né il cognome né l'altro per una questione di privacy, però provo a collegarmi con il signor Maurizio perché vi spiega cosa gli sta capitando. Maurizio, sei collegato con noi? Sì, buonasera. Eccolo qua. Allora, Maurizio, velocemente, ci puoi racchiudere quella che è la mail, che io pregherei la regia di far vedere, ecco la mail che abbiamo ricevuto, e so che hai scritto anche al Ministro, al Commissario Longo e a tante altre istituzioni. Cosa è successo, Maurizio? Sì, allora, in pratica io il giorno 8, dopo aver letto la mail che il Presidente ha pubblicato sul suo sito, che potevano vaccinarsi già le persone fragili con i loro conviventi, ho chiamato un numero verde che era su un elenco di patologie che girava, che mi è stato consegnato dall'ospedale e girava anche nell'ASP di Cosenza. Ho prenotato, mi hanno dato dei codici di prenotazione e mia mamma era stata già prenotata, in quanto residente a Fuscaldo, era stata già prenotata a Paola per giorno 17 di questo mese, del mese di marzo. Mi reco con mia mamma lì in ospedale tutti rimangono esterrefatti perché chiaramente non c'era giornata di vaccinazione e quindi il dottore ha detto che non poteva vaccinarla in quanto non aveva neanche vaccini disponibili perché non essendo la giornata non erano provvisti. Adesso io volevo capire giusto questo, perché poi ho chiamato anche in pratica l'assessorato alla sanità e mi hanno detto di mandare la PEC anche sia al commissario Longo e sia all'unità di crisi. Ancora da allora non ho ricevuto nessuna risposta in merito. Volevo capire se la vaccinazione, anche perché prenotati anche per mio padre, persona altamente fragile, in più per i familiari lei si è spostato da casa, conviviamo con lei. Maurizio, lei si è spostato quindi da casa per recarsi in questi centri vaccinali? Sì, mi sono spostato, che tratto ha dovuto fare? Ho dovuto fare Cosenza Fuscaldo perché mia mamma si trovava a Cosenza Paola in pratica. Sono dovuto andare in ospedale a Paola e ho arrivato dovuto lì, prendere dei l'hanno permessi. fatta girare. Mi hanno fatto girare dalle 2:30 del pomeriggio fino alle 4 per trovare il luogo dove dovevano fare questo benedetto vaccino. E arrivato mi sono recato in ospedale perché chiaramente l'unico posto dove chiaramente non ero stato era in ospedale, dove ho trovato una impiegata abbastanza gentile che mi ha chiamato il dottore che era il responsabile delle vaccinazioni ed è tornato, era andato a casa, è tornato e mi ha spiegato che la situazione era in questo modo. Si è segnato il numero di telefono e tutto quanto. In più io dopo, nel frattempo che ritornavo indietro verso Cosenza, sì, ho chiamato al Dipartimento della Salute della Regione Calabria. E cosa le hanno detto? Dove mi hanno detto di inviare una PEC sia all'unità di crisi e sia al commissario Longo. Bene. Che chiaramente ad oggi io non ho ricevuto nulla. Ho chiamato anche all'ASP di Cosenza, con molta sgarbatezza chi mi ha risposto all'ASP di Cosenza mi ha chiuso più volte il telefono in faccia, mi ha detto più volte che non aveva autorizzazioni per passarmi l'unità di prevenzione dell'ASP di Cosenza, allorché che ho fatto? Ho mandato questa PEC perché ho tutti i codici di prenotazione e vi ripeto, sono codici di prenotazione date dall'ASP, dal centro unico di prenotazione, che poi ho scoperto che era il CUP, giorno 8 del mese di marzo. Adesso io non so chiaramente se questi vaccini vengono fatti. Mia mamma non gli hanno dato esito al vaccino, mio padre è prenotato anche per giorno 3, mio padre è stomizzato, malato oncologico,
cardiopatico, che comunque rientrano tutti nelle categorie fragili. Nelle categorie fragili, mia mamma anche nelle categorie fragili, ripeto, da questa documentazione che chiaramente hanno consegnato sia all'ASP che all'ospedale. Volevo capire, dato che stanno parlando di vaccinare anche i congiunti e tutto quanto, volevo capire le vaccinazioni dei congiunti come vengono fatte. Queste prenotazioni che io ho fatto, e cioè i codici di prenotazione con i luoghi e le ore, vengono rispettati oppure vengono fatti come mia mamma, che non viene fatta la vaccinazione? Grazie. Io vi ringrazio, Presidente, perché so che lei è molto, non è colpa sua, ma chiaramente c'è un commissario che gestisce tutto qua. Perfetto, allora grazie Maurizio per aver chiamato. Intanto così puoi seguire tu sei collegato sul canale 10, sì, da casa? Ci stai seguendo in diretta, vero? Mi senti? Ah, già chiuso, va bene. Sicuramente sta vedendo. Giuseppe, Antonio, cosa vuoi? signor... Intanto collegatemi già con il Presidente, visto che ci ha dato la disponibilità. Sentiamo il Presidente, ecco, cosa ne pensa. Io lo capisco il signor Maurizio perché sono nella sua stessa situazione. Io sono da un mese che sto viaggiando su telefonate perché io purtroppo ho mia moglie che è un soggetto fragilissimo. E dall'ultima telefonata che ho avuto con il mio medico di base ho dovuto inoltrare il tipo di patologie, soprattutto se mia moglie facesse terapia ospedaliera, e in più una sorta di autodichiarazione mia che sono convivente. Però da quello che apprendo e da quello che mi hanno detto, sì, dovrebbe partire da domani la prenotazione reale dei soggetti fragili, perché almeno quello che hanno detto a me in ospedale e le varie telefonate è che devono finire prima i soggetti ultra ottantenni. Ok, sentiamo il Presidente, spero che è riuscito a ricevere il messaggio e ha sentito abbiamo il da casa il Presidente. Presidente. Lui ci potrà delucidare. Sentiamo, sì, Presidente, eccoci, è riuscito a seguire un po' la richiesta del signor Maurizio. Ho ascoltato e devo dire con una grande pena quello che ha detto Maurizio, perché è anche quello che stava dicendo Antonio, vero? In studio? Sì. Sì, Antonio. Allora, chiariamo subito. Questa competenza delle vaccinazioni sarebbe dovuta essere univoca e quello che è successo fino a qualche tempo fa ha dato la dimostrazione che se non si collabora poco si può fare. Il clima di non collaborazione è iniziato con la partenza del vaccino, perché quando sono partite le vaccinazioni in Calabria allo stesso tempo è arrivata la richiesta da parte del vecchio governo di azzerare tutta la classe di commissari di tutte le ASP e di tutte le aziende ospedaliere. Che cosa significa? Che mentre partiva la campagna di vaccinazioni, chi avrebbe dovuto organizzare le vaccinazioni sui territori non aveva più né la motivazione né soprattutto la responsabilità di farlo. Che cosa ha portato questo? Che le prime settimane siano state incerte, se non addirittura improvvisate, ma io questo non ho difficoltà ad ammetterlo. Per quale motivo? Perché vedete, il Presidente della Regione avrebbe potuto fare come ha sempre fatto negli anni passati, lasciare la patata bollente in mano al commissario ad acta, che è responsabile del piano delle vaccinazioni, e fregarsene. Ma siccome non siamo fatti tutti della stessa pasta, grazie a Dio, in questa fase noi stiamo collaborando fianco a fianco, per cui con i tempi rapidi ma necessari abbiamo istituito un'unità di crisi, abbiamo messo in attività subito l'unità di crisi alla quale partecipano tutti i neocommissari delle ASP e delle aziende ospedaliere. Per quanto riguarda l'organizzazione, mi sono sempre avvalso anche della disponibilità del Ministero della Difesa, che ci è venuto incontro con l'ospedale militare di Cosenza, con la tenda per i tamponi di Catanzaro e oggi ancora con l'aiuto che il generale Figliuolo, che ha preso il posto di Domenico Arcuri
e con l'ingegnere Curcio, che ha preso il posto di Borrelli, è iniziata proprio una collaborazione quotidiana e anche spesso non solo istituzionale ma anche informale, perché noi la sera, la notte, la mattina presto ci sentiamo per aggiustare il tiro. Ora, a me dispiace molto quello che è successo a Maurizio, ma io ho voluto, mentre lui stava parlando, contattare il commissario Vincenzo La Regina, che è persona eccellente. Subito e che si è sta attivato il cercando Presidente. in quel bailamme che è stata l'ASP di Cosenza assieme a quella di Reggio Calabria e assieme alla sanità calabrese, sta cercando di riorganizzare per bene le cose. A volte si trovano le collaborazioni, a volte le collaborazioni bisogna andarle a cercare, a stanare con il lanternino. Ora, sicuramente il numero che ha chiamato Maurizio dovrebbe essere quel 800 77 5339, esatto, che era stato un primo tentativo di mettere in contatto la popolazione con l'ASP. In realtà ci si è resi conto che era partita in contemporanea la piattaforma di Poste Italiane e che quindi quell'800 in realtà sarebbe stato un doppione e anche di difficile organizzazione. L'errore gravissimo che è stato fatto, io non ho motivo di nasconderlo, anche se, ripeto, voglio giustificare veramente, perché tutti quanti e in tutte le regioni si sono verificati degli incidenti più o meno del genere. L'errore è stato quello di non contattare subito le persone che avevano contattato l'800 per trasportare quelle prenotazioni su Poste Italiane, sulla piattaforma di Poste Italiane. Perfetto. Allora, io ho comunicato a Vincenzo La Regina, saranno tutti quanti convocati, chiaramente contattati nelle prossime ore, e finalmente quella vaccinazione per i fragili toccherà e partirà subito e ben organizzata anche per loro. Peraltro, da ieri e dietro insistenze, tutti i fragili d'Italia, e anche in questo, scusate, non ho voglia né intenzione di mettermi medaglie sul petto, ma la Calabria, e non dico Nino Spirlì, la Calabria è stata la prima regione a chiederlo a viva voce, proprio e ad alta voce, la vaccinazione dei fragili e dei loro conviventi ed accompagnatori, mentre altri puntavano su vaccinazioni di categorie diverse. Noi siamo stati i primi a dire assieme, non dopo, assieme agli ultra ottantenni devono partire subito le vaccinazioni per i fragili e per i loro accompagnatori, perché se io ho un bambino che è fragile e non può essere vaccinato, necessariamente bisogna vaccinare mamma, papà e la persona che maggiormente si occupa di lui come accompagnatore o badante. È normale che sia così. Bene. Ma questo la Calabria lo ha fatto per prima, quindi e chiudo, ragazzi, queste inutili polemiche di cui ho letto in questi ultimi giorni e soprattutto questi attacchi preelettorali anche di certa stampa serva non servono a nulla, perché qui non si fa né campagna elettorale, perché non ce n'è necessità, né tantomeno si va avanti a tentoni, perché grazie a Dio il cervello, la testa ce l'abbiamo, abbiamo gli attributi giusti per prendere le decisioni giuste, e quando non abbiamo sufficienti dati, ci rivolgiamo a chi quei dati ce li può fornire. Grazie Presidente. Quindi chiedo scusa a Maurizio e ad Antonio se hanno avuto delle difficoltà, ma ripeto, ho chiesto subito al commissario disponibilissimo a risolvere questo problema. Ecco, polemiche sterili sicuramente no, inutili perché non servono a nulla, soprattutto in questo periodo quando ci sono le persone, ecco, così, che vivono delle situazioni anche così delicate. Quello che ha bisogno la Calabria, Presidente, se mi consenti, è proprio questo: risposte subito, veloci, come è stato appena fatto. Io spero che a Maurizio abbiamo fatto qualcosa di utile per lui, ma ecco, questo credo che la Calabria deve cominciare un attimo a dare come segnale, cioè risposte veloci e immediate. Ragazzi, noi quello che riusciamo a fare, lo sapete, lo facciamo subito. La risposta immediata molto spesso equivale anche a quei contatti quotidiani e continui che questo strano presidente di passaggio
ha attraverso i social con i cittadini, ma anche quello molto spesso viene criticato perché non ci si rende conto che quello è l'unico modo per stare in piazza mentre stai lavorando, perché i contatti che io cerco di avere sono in quei minuti che potrebbero essere morti del viaggio, per esempio, o addirittura della famosa pausa pranzo che non esiste più, ma chi se ne frega, però vorrei che venissero rispettati, perché è l'unico modo per confrontarsi con i cittadini. Se la gente comincerà a capirlo, se la gente comincerà a metabolizzare che forse è la prima volta in cui un presidente con le scarpe da ginnastica, e saranno anche motivi suoi se vuole mettere le scarpe da ginnastica, si collega con la piazza per stare fianco a fianco con tutti i cittadini della Calabria, un motivo ci sarà. Il doppio petto che c'è stato fino a qualche tempo fa, e magari doppio petto con grembiule, cosa che non è mai servita alla Calabria, ha fatto solo danni. Grazie a Dio noi doppio petti e grembiuli non ne abbiamo, e se il grembiule lo utilizziamo lo uso quando passo il tempo ai fornelli per rilassarmi, solo se devo friggere o soffriggere e basta. Grazie Presidente, io spero che ci dai veramente l'occasione di averti qui a Tennellode una prossima domenica, perché le domande che sono arrivate alla social room sono state tantissime, tante persone volevano chiedere qualcosa. Se mi dai la possibilità, Giuseppe, io una cosa la dovrei chiedere però velocissima, perché devo poi chiudere il collegamento. Presidente, mi scrivono proprio i membri del Comitato Genitori di Reggio Calabria. Io le leggo al volo perché è un messaggio importante. Le scuole oggi non sono sicure, ci si contagerebbe di meno se le misure di sicurezza fossero adeguate, quindi sistemi di areazione con metodi scientifici, disinfestazioni e quant'altro, non gliele leggo tutte. Quindi senza... Allora, le posso dire, questa è una cosa molto bella da girare subito al Ministro dell'Istruzione. Quindi lei mi autorizza, perché è una lettera bella lunga, Presidente. Ecco, guardi, allora faccio una cosa, dica ai genitori, perché io li ascolto e non ho problemi a farlo, però se si fossero spesi meno soldi per i banchi a rotelle, per l'autoscontro in classe, e se avessero comprato tutti i macchinari urgenti e necessari, quindi condizionatori, macchinari che potessero fare da filtro dell'aria, invece di andare a comprare quegli stupidi, cretini e deficienti. Guardi, noi qui a Teleeuropa Network l'abbiamo detto infinite volte. Forse quel mezzo miliardo sarebbe stato speso molto meglio, invece di perdere tempo per dare voce ad una ministro dell'istruzione che dobbiamo dimenticare completamente. Avrebbero potuto, in quei mesi che hanno rincorso i banchi con le ruote sotto, da deficienti, da cretini, avrebbero potuto mettere tutti i condizionatori d'aria e i filtri classe per classe, aula per aula. Quindi Presidente, così io non la trattengo più, perché so che ha sicuramente altro da fare. Al signor, io le dico anche nome e cognome perché ci tiene, Giovanni Giordano, che è uno dei membri del Comitato regionale alunni, studenti e quindi genitori di Reggio Calabria, questo scritto che mi ha inviato, a chi deve spedirlo, in modo tale che così cerchiamo di creare una sincronia? Al ministro Bianchi, che peraltro era uno dei suggeritori del precedente ministro Azzolina. Io per correttezza, Presidente, per correttezza, posso farlo avere anche a lei in qualche modo, perché ci tengono veramente tanto. Guardi, se arriva a me ne faccio carico e la porto io stesso alla prossima conferenza Stato-Regioni, la porto direttamente ai membri del governo. Allora, Presidente, io la prego di lasciare una sua mail ovviamente alla... Ok, a posto, così sarà mia premura farlo. Grazie Vincenza. Allora, grazie. Presidente, grazie per esserti collegato. Ecco, quindi io ti ringrazio ancora e spero che possiamo rispondere a tante altre domande prossimamente in una domenica qui nel nostro studio. Quando vuoi, grazie a te. Grazie ancora Presidente. Beh, una domenica oggi abbastanza impegnativa, Vincenza, con la social room, immagino quello che è successo, tanti messaggi, tante telefonate. Io avevo in collegamento anche Deborah De Rose, con cui devo parlare subito anche con lei. Antonio, c'è situazione vaccini, veramente tanto caos, speriamo che si riesca a risolvere. Maurizio, in bocca al lupo anche a te per questa cosa, speriamo, ecco, che tutto vada subito per il meglio. Allora,
Una domenica abbastanza impegnativa, anche con tanti ospiti, tanta musica, anzi io prima di collegarmi proprio con l'altra ospite spezzerei con un momento musicale, quindi darei la possibilità a Simone Pisani, non so se è pronto, altrimenti abbiamo un momento con il nostro Alex, giusto un minuto Alex, e poi mi collego subito via Skype con Deborah De Rose. Roma lo fa la stupida stasera, dammi una mano, fai e dite sì. Scegli tutte le stelle più brillarelle che c'hai e un friccico di luna tutto per noi. Hai sentì che è quasi primavera, la primavera, manna livello grilli per fa gri gri, presta per Polettino, più malandrino che c'hai, Roma regge per boccolo stasera. Grazie. Posso Alex, ringraziare Alex Certo, perché inconsciamente hai fatto un bellissimo augurio, perché ricorrono i 100 anni della nascita di Nino Manfredi. Con questa canzone tu celebri Ma io il grande non le artista. faccio mai le cose a caso, anch'io sono molto socio. Complimenti, bravo. Grazie Alex, grazie Antonio. Allora abbiamo in collegamento con noi Deborah De Rose. Deborah si occupa di un festival, vediamo se è collegata con noi, eccola qui. Ciao Deborah. Buonasera a tutti. Buonasera a te. Allora Deborah, Cose Belle Festival, un progetto interessante, ce ne puoi parlare? E come nasce soprattutto? Grazie. Il Cose Belle Festival è un progetto culturale, il nome potrebbe trarre in inganno, che celebra in Calabria creatività, illustrazione e design e che si sviluppa in 3 punti. Un evento culturale, un festival che dura 6 giorni, che si tiene a Cosenza ormai dal 2017, quest'anno nel 2021 vivremo la 5ª edizione, un concorso internazionale per illustratori che non è nato naturalmente come concorso internazionale ma che lo è diventato, una residenza d'artista in Calabria in connessione con aziende virtuose per far scoprire a illustratori di tutto il mondo le bellezze della nostra terra. Nasce dal progetto associativo Interazioni Creative, l'associazione che ho fondato a Cosenza nel 2015, trasformando il mio studio legale, perché io fino a quell'anno ho svolto la professione di avvocato, aprendo tra l'altro il mio studio legale a Saporito. Nel frattempo in cui mi sono spostata a Cosenza, proprio su via Penebianco, zona tribunale, è avvenuto questo cambiamento. Ho preso un anno sabbatico che non è mai in qualche modo terminato, perché poi ho scoperto la mia vocazione per la comunicazione e l'amore profondo per la mia terra, che oggi mi porta ad essere una progettista culturale e occuparmi di marketing territoriale, strategie digitali per le aziende e le persone che vogliono comunicare il proprio valore, e anche di progettazione culturale. Bene, senti Deborah, l'ultima edizione l'avete fatta in presenza ad ottobre del 2019, come si è svolta e che ricordi hai? Sì, è stata un'edizione meravigliosa. L'ultimo periodo di ottobre 2019 abbiamo avuto il sold out di tutte le nostre attività, abbiamo avuto un concorso che ha visto materialmente spedire 222 illustrazioni da 14 paesi del mondo a Cosenza. Proprio è stato bellissimo ricevere i pacchi con su scritto Cosenza, con i pacchi decorati, con i francobolli di tutti questi paesi, e lì ci siamo resi conto di essere riusciti finalmente a fare il salto che stiamo provando a fare dal 2015, proteggendo questo progetto che è resiliente, indipendente, non percepisce finanziamenti pubblici, ma non perché non voglia,
ma perché non c'è stata la possibilità. Infatti oggi è la giornata anche di ricordo e di lotta contro le mafie e di ricordo alle vittime di mafia, e mi piacerebbe lasciare questo messaggio, già che c'è sicuramente la possibilità di far arrivare, ho ascoltato fino adesso il presidente Spirlì, abbiamo sul territorio calabrese tanto fermento creativo, che non è soltanto teatro, non è soltanto cinema, non è soltanto produzioni cinematografiche, c'è tanta innovazione che prova ad emergere. Oggi in questa giornata mi piacerebbe ricordare a tutti l'etimologia della parola coraggio. Coraggio è cor habere, metterci il cuore. Quindi io auspico che ci possa essere, oltre alle priorità che oggi ci sono sulla nostra regione inevitabilmente sanitarie, ci possa essere una grande volontà di sostenere il fermento creativo che dal basso prova a dare coraggio e prova a resistere in questa terra, perché anche questa è lotta contro le mafie. Quindi questo, diciamo, più o meno il riassunto che posso dare della nostra storia. Bene, molto prima di chiudere, so che ci sono state diverse partecipazioni da diverse parti del mondo, ci parli invece nel 2021, cosa avete in mente, cosa volete fare? Nel 2021 sarà questo l'anno della resistenza, perché attualmente per le associazioni che si occupano di cultura in Calabria e di innovazione, quindi di produzioni anche culturali, non c'è nessun tipo di sostegno e nessun bando al momento che ci può, diciamo, dare rincuorare. Noi siamo fermi da un anno, il nostro spazio a Via Pane Bianco piccolino è chiuso dallo scorso anno, da marzo, troppo piccolo e non c'è proprio la possibilità di mantenerlo senza un aiuto esterno, quindi le nostre attività quest'anno sono sicuramente di resistere tantissimo, stiamo individuando partner e realtà che possano darci una mano. Vorremmo fare il festival a fine giugno, la 5ª edizione, il concorso per illustratori è ormai lanciato, quindi non abbiamo alcun problema a portarlo avanti. Tra l'altro oggi alle ore 19 approfitto per fare un invito a tutti i telespettatori che ci stanno ascoltando, perché alle ore 19 dalla pagina Facebook di Cose Belle Festival ci sarà proprio la riunione dei giurati, tra cui c'è Florindo Rubettino, Emilio Salvatore Leo dell'Anificio Leo, Bruno Risassi, Dario Brunoni. Chi vuole potrà ancora di più scoprire i dettagli di questo meraviglioso concorso. Quest'anno abbiamo affrontato il tema della rigenerazione e invito vivamente a visitare oltre 700 opere. In realtà sulla rigenerazione ne sono arrivate lo scorso anno 369 da 11 paesi del mondo, purtroppo 3 li abbiamo persi per una questione di pandemia, e abbiamo perso l'Iran, se non sbaglio, e la California. Invitare le persone a estasiarsi nell'ammirare queste 369 opere che sono lo specchio della pandemia, di quello che lo scorso anno abbiamo vissuto, e sono tutti sul nostro sito cosebellefestival.it. Bene, grazie quindi a Deborah De Rose, che è stata con noi in collegamento Skype con Cose Belle Festival. Deborah, io ti faccio l'invito a raggiungerci in studio quando appena ti è possibile, così approfondiremo ancora di più il tuo progetto, ma soprattutto vedremo per l'edizione 2021 quali saranno poi gli aggiornamenti. Sei d'accordo? Grazie, sì, siete già stati gentili a ospitarci, vi auguro un buon proseguimento. Grazie a voi, e noi vi lasciamo un buon proseguimento a tutti quanti voi che ci state seguendo con il canale 10, con Tennellode, ma rimanete con noi perché non è ancora finita. Andiamo qualche minutino in pubblicità e ci ritroveremo qui in studio. A tra poco. Bene, eccoci ritrovati con Tennellode, e in questo momento abbiamo in studio con noi gli amici di Go For Round. Abbiamo Francesco La Rocca e Antonio Gallo. Ciao Francesco, ciao Antonio. Go For Round abbiamo avuto modo già di parlare con loro diverse volte, perché Go For Round è, come dire, un gruppo ormai di persone addentrate nel mondo della promozione del territorio. E questo pomeriggio abbiamo con noi proprio Antonio e Francesco per parlare del reparto videomaking. Qual è? Ecco, intanto parliamo di questo reparto, un reparto molto affiatato. Come è nato questo reparto all'interno di Go For Round? Sì, diciamo Prego, che Antonio. tutto è iniziato quando Francesco Calabrese, un mio ex collega universitario, mi ha contattato una sera dicendomi che avevano in cantiere questo progetto, appunto Go Around, e che serviva però un videomaker, qualcuno che potesse rendere visivamente
quello che si voleva raccontare. E quindi ha pensato immediatamente a me. Poi nel corso del tempo le cose si sono evolute, il progetto si è espanso e c'è stato bisogno di nuove idee, nuove persone. E quindi ho contattato personalmente Nicolò Tosti, che è un altro membro del reparto videomaking, che oggi purtroppo non può essere qui, e da lì poi siamo arrivati fino ad Antonio, il qui presente. Antonio, parlo proprio con te. In che cosa consiste il lavoro di un videomaker e che attrezzature utilizzate? Siamo un po' curiosi. Beh, noi utilizziamo un po' di tutto per dare materialità a quella che è un'idea importante. Il videomaker si occupa di non solo mostrare l'idea, ma portarla avanti. Noi cerchiamo appunto di non lasciarla dentro la Calabria, ma far sì che l'idea sia concreta, sia ben strutturata, in modo tale che possa essere compresa un po' da tutti, anche oltre. Noi utilizziamo un po' le videocamere, quindi siamo ben attrezzati, luci, treppiedi, un po' di tutto alla fine. L'importanza di dare uno stile visivo. Cioè esatto. quello che serve per dare, ecco, importanza. Uno stile visivo. Proprio allo stile. Senti, Francesco, Sì. giusto? Il gruppo che piattaforme usa, se usa delle piattaforme, Certo, quanto sì. sono importanti per promuovere i pacchetti che voi realizzate? Allora, noi carichiamo principalmente i nostri video su YouTube, che è, diciamo, la piattaforma dove si possono appunto confrontare un pubblico con i nostri prodotti, che sono, ricordo, a sfondo storico, gastronomico e imprenditoriale, e che mirano a valorizzare la Calabria a 360 gradi. Poi abbiamo anche pagine Facebook, pagina Instagram e addirittura una pagina LinkedIn utile soprattutto per contatti riferiti a eventuali collaborazioni tramite mail o numeri di cellulare. E quindi diciamo che ci muoviamo su tutte le piattaforme per cercare di raggiungere il più vasto pubblico possibile. Antonio, avete progetti imminenti? Sì, è imminente una seconda stagione che non appena termineremo la prima inizierà quella, con nuove idee, nuovi format, nuovi progetti che ovviamente avranno, ognuno di noi videomaker ha un suo stile, però si muoveranno su idee ancora più moderne, ecco, soprattutto sui social, che è giusto Vogliamo muoversi in un avviare certo soprattutto modo. Spotify. Esatto. Per lanciare una serie di podcast anche molto attesi, devo dire, su leggende, fiabe e tradizioni calabresi, in modo da poter narrare anche qualcosa che magari non può avere una forma video, ma dargli una forma audio. Oggi ci avete portato delle immagini, dei video oppure no? Sì? Pregherei la regia di mostrarceli gentilmente, vediamo un attimo dei video e delle foto che ci hanno portato Antonio e Francesco. Prego regia. Eccola qua. Qua dove eravate? Ecco, qui stiamo girando appunto qualche scena per promuovere il cedro, il prodotto di Santa Maria del Cedro, al museo, appunto qui eravamo nel castello, io ero lì con Ilaria, la ragazza grazie a cui sono entrato, ecco, nel gruppo, grazie a lei. Lei siamo colleghi universitari e mi ha chiesto di entrare a far parte di questa idea, di questo progetto, per appunto dare forma. Della rubrica gastronomica, soprattutto. Esatto, io e lei ci occupiamo appunto di questo, di promuovere il prodotto calabrese. Bene, quali sono le difficoltà che riscontrate, Francesco, nella realizzazione di un video? O cosa c'è dietro la realizzazione? Comunque siamo amatoriali, diciamo, nel senso che facciamo quello che facciamo con passione e ci siamo addestrati individualmente, ognuno nella propria quotidianità. Io personalmente, ad esempio, sono un attore nella vita di tutti i giorni e faccio il videomaker esclusivamente per passione. Quindi al di là delle fatiche tecniche e pratiche che ci possono essere derivanti da conoscenze degli attrezzi, c'è proprio una logistica che riguarda gli spostamenti, l'organizzazione di copioni, contattare queste realtà locali che ovviamente devono trovare il tempo da dedicare a una collaborazione, e quindi ci si muove con una certa fatica, però nonostante questo non ci fermiamo. Appunto l'attrezzatura non è solo quella l'importante, ma le conoscenze, quindi avere una strategia così che il target possa essere ben colpito e interessato all'argomento. Sì.
Bene, grazie per essere stati con noi. Se ci sono altri argomenti di cui vogliamo trattare, sapete che abbiamo uno spazio sempre aperto con i Go For Round, e quindi siamo a vostra completa disposizione. Adesso ci deliziamo con un momento musicale, per voi Simone Pisani, e subito dopo avremo l'occasione di parlare con la nostra prossima ospite. Il tempo di sanificare il tutto e si riparte. Per voi Simone Pisani. Giorni chiari dell'estate, quando parlavamo fra le passeggiate. Stammi più vicino, ora che ho paura, perché in questa fretta tutto si consuma mai. Non ti vorrei vedere cambiare mai, perché siamo due destini che si uniscono, stretti in un istante solo, che segnano un percorso profondissimo dentro di loro, superando quegli ostacoli. Ci confonde solo per cercare di essere migliori, per guardare ancora fuori, per non sentirci soli. Per questo che ti sto chiedendo di cercare sempre quelle cose vere che ci fanno stare bene mai. Io non le perderei mai, perché siamo due destini che si uniscono, stretti in un istante solo, che segnano un percorso profondissimo dentro di loro, superando quegli ostacoli. Se la vita ci confonde solo per cercare di essere migliori, per guardare ancora fuori, per non sentirci soli. Complimenti, bravissimo, bravo, davvero una bellissima voce, abbastanza forte. Come è arrivata, Antonio? Bella. Ho visto che ti emozionavi, Antonio. No, a me piace proprio la canzone, quindi l'ho cantata insieme a lui. Bene, grazie per essere stato con noi, e io do appuntamento alla nostra prossima ospite, Maria Locanto, che invito ad accomodarsi qui vicino a noi. Prego. Ben arrivata, Grazie. Veramente piacere averla qui con me, purtroppo non ci possiamo salutare. Ecco, è veramente difficile ancora in questo periodo. Comunque, ce la faremo. Allora, iniziamo subito. Maria Locanto, sappiamo bene che è la nipote, giusto, di Riccardo Misasi.
Nel nostro programma di Ten e Lode abbiamo più volte dato spazio a delle storie di uomini politici che hanno fatto la storia, ecco, anche in Calabria sotto tanti aspetti, dalla politica alla cultura, si sono impegnati davvero tanto. Ecco, quindi in questo momento racconteremo la storia di Riccardo Misasi grazie alla testimonianza di Maria Locanto, che è la nipote. Io partirei con la prima domanda. Riccardo Misasi, ricordiamo bene che era ministro alla pubblica istruzione e fece una legge sul presalario, una legge che consentiva anche ai figli di nessuno di poter frequentare l'università. Allora si diceva che occorreva creare come dire, un ascensore sociale, no? Secondo te è un tema ancora attuale? Grazie innanzitutto perché mi date la possibilità di ricordare la figura di questo per me grandissimo zio, grande uomo dal grandissimo cuore soprattutto, quindi io vorrei proprio sottolineare, rispondendo a questa domanda, quello che era l'interesse che lui aveva per il riscatto sociale di questa regione, che amava profondamente. Sicuramente è validissimo ancora il suo messaggio e le sue riforme sono di grandissima lungimiranza, secondo il mio parere. Questa riforma del presalario in sostanza consisteva nella possibilità, dava la possibilità di usufruire appunto di un salario, ovviamente per studenti meritevoli che però non avevano possibilità economiche per poter proseguire negli studi universitari, e quindi grazie a questo assegno questi studenti potevano appunto studiare nelle migliori università, e ci sono tanti esempi. Io ho letto una volta un libro di un ingegnere di Isola Capo Rizzuto, figlio di contadini, gente umilissima, che era riuscito grazie a questa riforma a laurearsi al Politecnico a Milano, a diventare ingegnere, quindi sicuramente a cambiare la sua condizione da quella che era una condizione della classe contadina, a diventare insomma un professionista, quindi poi a far laureare a sua volta i figli, quindi a migliorare sicuramente il tessuto sociale di questa nostra regione. Legata a questa riforma, che era poi fondamentale, c'era la possibilità, era dato la possibilità di accedere alle università, alle facoltà universitarie, non solo gli studenti che conseguivano non solo la licenza liceale, il diploma scientifico, la maturità scientifica, ma anche chi proveniva dagli istituti tecnici, perché una volta chi proveniva dagli istituti tecnici non poteva accedere all'università. E siccome nella nostra regione, che è una regione complessa dal punto di vista proprio della struttura, no? Ci sono tanti territori dove purtroppo raggiungere la scuola, il liceo, che magari si trovava nel capoluogo di provincia, non era possibile appunto a queste fasce più deboli, quindi questa è stata una grossa spinta, un grosso motore secondo me di promozione di questa regione, perché era profondamente convinto di questa... Era davvero così importante l'università per... certo, pochi sanno che il decreto attuativo appunto istitutivo dell'università porta la firma dell'allora ministro Misasi, l'università di Arcavacata, che ha consentito a tanti di potersi laureare qui nella loro terra, non dover partire, perché anche questo distaccarsi per poter studiare, a parte che insomma in molti non avevano le possibilità economiche, non hanno le possibilità economiche, però in questo modo c'è la possibilità, diciamo, anche nella propria terra di poter completare il corso degli studi. Senti, tra i tanti personaggi politici che ha incontrato c'è il nome di un politico siciliano, di nome Mattarella. Ci puoi raccontare qualcosa? Allora, Mattarella dal punto di vista generazionale è più giovane rispetto a Riccardo Misasi, perché diciamo di una generazione successiva, ma anche Mattarella fa parte di quella corrente che poi non è una corrente, viene detta in maniera errata corrente, ma è
un laboratorio di pensiero, che è quello della sinistra di base, della sinistra riformista. Mattarella fa parte di quella squadra di ministri che insieme a Misasi, sono 5 ministri della sinistra di base, che si dimisero sulla legge Mammì, che era la legge che si occupava delle di legiferare sulle emittenti pubbliche e private, quindi si creava in sostanza, secondo i ministri della sinistra di base, una sorta di duopolio, dando un grande potere alle emittenti di Mediaset, che poi a loro dire avrebbe avuto una ricaduta politica. Infatti poi abbiamo visto quello che è successo con l'avvento del berlusconismo in Italia. Si dimise, l'allora Presidente del Consiglio era Andreotti. Misasi amava il mare di Calabria, ma in particolar modo la sua estate la trascorreva a San Nicolarcella, circondato dalla famiglia, dagli amici. Che ricordi hai di quel periodo? Mio zio aveva un amore immenso per il mare, tanto che appunto gli ultimi giorni della sua vita li ha proprio trascorsi nuotando in quelle acque che dividevano la baia di San Nicolarcella dall'isola di Dino, e che mia madre ama definire come un lago, perché è uno dei pochissimi posti al mondo dove, pur nuotando nel mare, ti sembra di stare in un lago, perché hai di fronte la sponda opposta, quindi c'è una sorta di darsena, no? Tantissimi personaggi che venivano a trovarlo, perché quello che mi piacerebbe far passare e far comprendere era la sua personalità, aveva voglia di umanità, era un grande tessitore di amicizie e di rapporti umani, a partire dalla famiglia, dove ci teneva tutti amorevolmente legati, e anche questo si poi ripercuoteva nelle relazioni amicali, che in politica erano la base di questo lavoro di tessitura, quindi da Goria a Marcora, che era uno dei più cari amici delle origini, aveva conosciuto nei suoi studi universitari a Milano. Con lui Gerardo Bianco, Ciriaco De Mita, col quale è rimasto poi legato tutta la vita. Abbiamo anche delle immagini, ecco, che la regia ci manda. Bene, nel frattempo abbiamo un'altra curiosità, era quella che lui aveva uno zio, monaco certosino, e i suoi momenti, diciamo, spirituali li trascorreva proprio nella Certosa di Serra San Bruno. Allora, questa è una domanda bellissima che lei mi fa, perché questa spiritualità certosina, questa essenzialità, questo spirito monacale permeava la vita, il pensiero di mio zio, che era fortemente legato a questa figura di questo zio, che loro poco avevano conosciuto, perché era monaco di clausura, quindi era rimasto chiuso lì nella Certosa, però aveva un carteggio continuo con mia madre, che era più piccola, insomma, di mio zio di diversi anni, e avevano una spiritualità che li rendeva praticamente la loro esistenza trascendente, cioè erano legati in questa comunione, una visione della vita veramente permeata del sacro. Invito Alessandro a prepararsi per un brano musicale, così vorrei intervallare un attimo questa nostra bellissima storia, questa storia che ci stai raccontando. Io ti ho dato subito del tu, quindi fallo anche tu, Maria, ti prego, perché sennò mi fai sentire in imbarazzo, perché è una storia molto bella, e i ragazzi, i giovani di oggi devono conoscere i grandi uomini che hanno fatto la storia della nostra Calabria, per poter apprezzare determinati temi, determinate attività, bisogna solo conoscerle. Alessandro, ci regali un momento musicale, poi subito dopo vorrei farti un'altra domanda. Un minuto. Alessandro Perciabosco. Questa è storia, Facciamo 2 minuti e mezzo, Giuseppe. Devo
invece interrompere perché se no mi chiamano già la pubblicità. La dobbiamo fare dopo, perdonami Alessandro, scusami. Mi hanno già chiamato che abbiamo un minuto, poi dopo c'è la pubblicità, non me ne ero accorto. C'è un'altra figura importante legata a te e a tuo zio, tuo padre, Franco Locanto, che era il presidente dell'Azione Cattolica Cosentina. E entrambi ricordati come esempio di buona politica. A nome di tuo padre da qualche anno è stato istituito un premio. Ce ne puoi parlare? Sì, è un premio che abbiamo istituito con il Centro Studi Cattolici, Socialità e Politica. Intende riconoscere il merito degli amministratori locali che si sono contraddistinti nel loro operato amministrativo per pratiche proprio di buona amministrazione. Sicuramente la figura di mio padre è legata alla figura di mio zio proprio in riferimento a quella sinistra di base. Più che essere cognato di Riccardo Misasi, Franco Locanto era uno dei primi uomini che aderì a questa corrente di pensiero, come dicevo per l'appunto all'inizio, che era appunto questo laboratorio di pensiero che era la sinistra di base, che era il vero laboratorio riformista dell'ADC. Aveva in cantiere le grandi riforme e che per questo è stato oggetto poi degli attacchi delle Brigate Rosse, perché sappiamo, lei mi chiedeva prima dei tanti personaggi che venivano a San Nicola Arcella. Io voglio fare un ricordo di Roberto Ruffilli, che era uno storico tecnico prestato alla politica, che faceva parte dello staff di De Mita e che fu proprio trucidato dalle Brigate Rosse perché stava lavorando a questo grande progetto di riforma che doveva dare una grande stabilità ai governi. E quindi le Brigate Rosse emerse proprio durante il processo per scoprire insomma che erano la questione legata all'omicidio di Ruffilli, che si voleva proprio sferrare un attacco nuovamente simile a quello che era stato fatto con l'attentato a Moro. Infatti furono arrestati dei brigatisti che si trovavano nelle prossimità della casa di Via Gigante, dove vivevano sia De Mita che Misasi, e da quello poi venne fuori questo progetto delle BR che era veramente nuovamente eversivo, insomma, proprio perché in quel momento si stava lavorando a modificare l'assetto istituzionale dello Stato, quindi erano dei grandi riformisti, dei grandi liberali. Mio zio amava tantissimo Spinoza, che era un filosofo del 1600 olandese, amava soprattutto la libertà degli uomini, la possibilità che gli uomini potessero pensare liberamente e dire in uno Stato libero ciò che pensavano. Bene, sentiamo la nostra social room, quanto ricorda Riccardo Misasi. C'è proprio un bellissimo messaggio. Prego. Ne avessimo ora di politici di questa grande levatura, mi avete fatto tornare indietro di tanti anni e avete fatto bene a ricordare zio Riccardo, sì, perché per me era zio Riccardo, anche se non di sangue, grande uomo, grande politico calabrese nazionale che amava tanto la sua Calabria. Grazie. Quindi penso che questo racchiuda un po' tutti gli altri messaggi che sono arrivati. Ci sono tanti messaggi. Sì. Prima di chiudere, perché poi so che abbiamo la pubblicità, regalaci un ricordo della vita familiare di questo zio così importante. Guarda, di ricordi ce ne sono tantissimi. Io voglio ricordare però i tanti Natali che trascorrevamo insieme. Perché il Natale? Perché il Natale per lui era, come per tutti, il momento della famiglia. Noi eravamo una grande famiglia perché siamo rimasti orfani sia noi che i miei cugini, quindi mio zio aveva ereditato questi nipoti e ci ha cresciuto come figli con amore veramente di padre. Quindi i Natali si trascorrevano tutti insieme e lui mi ha insegnato la magia dell'amore. Ci teneva tantissimo a che tutti a Natale avessimo un regalo ed era un momento bellissimo per lui, lo riempiva di gioia, amava donare in tutti i sensi, quindi questo per me è il più bel ricordo. E poi vorrei fare un accenno brevissimo a quello che è stato un ricordo importantissimo della sua vita. È il figlio Maurizio, nel ventennale della sua morte, che è trascorso appunto a settembre scorso, cita questo accadimento. Riccardo Misasi aveva 8 anni, ci fu la dichiarazione di ingresso in guerra, Mussolini fece la dichiarazione alla radio, mio zio partecipava ad una festa insieme al nonno, che era uno dei pochi antifascisti cosentini dell'epoca, e
tutti gli astanti, i partecipanti alla festa sentirono questo discorso alla radio, ci fu una grande acclamazione all'entrata in guerra dell'Italia. Nonno fece una grande profezia dicendo che saremmo usciti con le ossa rotte e che avremmo perso la guerra. Gli astanti, che erano tutti fascisti, perché in quel momento era di moda essere fascisti, aggredirono il papà. Quindi Riccardo Misasi si frappose tra questa folla e il padre per difenderlo, e giurò che da quel momento avrebbe difeso la libertà e avrebbe combattuto tutta la sua vita perché ognuno potesse manifestare liberamente il proprio pensiero. Grazie a Maria Locanto per questo bellissimo ricordo. Riccardo Misasi. Rimanete con noi, io vado in pubblicità, a tra poco. Grazie, eccoci ritrovati con una nuova ospite, ma soprattutto con tanti nuovi argomenti. Una domenica abbastanza ricca di ospiti, ma soprattutto da questo momento ricca di tanti consigli preziosi, perché in questo blocco parleremo di yoga, quindi una materia abbastanza interessante, e soprattutto quanto è servito durante questa fase e quanto sta servendo ancora per rilassare tutte quelle persone che vivono sotto stress soprattutto. E ne parleremo con Giorgia Reda. Grazie per essere qui con noi, Giorgia. Grazie a voi dell'invito, ciao, piacere. Allora sì, io racconto un po' magari brevemente chi sono, magari come ho approcciato lo yoga, come è entrato nella mia vita. Nel 2010, quindi siamo in uno dei miei primi viaggi in India, e lì ho sperimentato praticamente la pratica dello yoga per la prima volta, affascinata da queste culture così lontane ma meravigliose. E poi praticamente non mi ha più lasciata, nel senso che siamo poi nel 2015 in un periodo molto stressante della mia vita. Ho ripreso a praticarlo in maniera abbastanza costante. Da lì ho iniziato poi ad approfondirlo perché avevo problemi relativi allo stress. Quindi si può definire coach del benessere? Sì, nel senso, coach del benessere è un termine più ampio, nel senso che abbraccia sicuramente lo yoga, ma rientra all'interno anche l'alimentazione poi. Ah, quindi abbraccia anche... abbraccia il benessere a 360 gradi, il benessere olistico, ecco, perché quando si inizia praticamente a praticare yoga, inevitabilmente succede anche che inizi a trattare il tuo corpo in maniera diversa. Mi parli dei benefici di chi inizia a praticare yoga? Certo, allora il primo beneficio sicuramente è a livello fisico, nel senso che... vedi già l'aumento della forza, della resistenza a livello fisico, nonché della flessibilità, no? Parliamo proprio di flessibilità articolare, della colonna vertebrale, quindi sicuramente si sta bene a livello fisico. E il punto è che si va anche oltre in realtà, nel senso che nel momento in cui noi facciamo la pratica fisica di posizioni che sono cosiddette asanas o posture, diciamo. Ecco, parliamo proprio di come funziona la pratica di yoga. La pratica di yoga funziona così, cioè una prima parte che è una parte prettamente fisica, nel senso che si eseguono delle posizioni e queste posizioni lavorano inevitabilmente sul corpo, come dicevo prima, a livello muscolare, a livello articolare, a livello della colonna vertebrale, quindi flessibilità e tonicità, ma anche degli organi interni, e anche lavora anche sul nostro... per non essere troppo tecnica, vediamo sugli ormoni, ok, ecco, che hanno una funzione importantissima, quindi non soltanto vediamo i benefici, questi un po' più superficiali se vogliamo, ma lavorando anche su un discorso prettamente ormonale, i benefici poi sono anche sul sistema immunitario, piuttosto che anche sul benessere proprio mentale, ecco perché è una pratica che mette insieme mente e corpo, quindi si parte sì dal corpo, ma il beneficio realmente poi è soprattutto a livello mentale e quindi olistico, diciamo a 360 gradi. Ci sono delle posizioni, questa è una cosa interessante, no? Che richiamano proprio... Vediamo ad esempio questo sì. Ci manda la regia, ecco, possiamo argomentarle un attimo? Argomentarle, ok. Allora, qui si vede chiaramente, no, il discorso fisico, la flessibilità, no? Molte posizioni hanno dei nomi che richiamano o dei saggi o comunque delle figure mitologiche della religione indiana piuttosto che degli animali, e questo perché noi quando facciamo yoga cambiamo anche l'atteggiamento, nel senso che ci troviamo
a proprio a risvegliare e a richiamare delle qualità proprie di quell'animale. Parlo per esempio, non lo so, del cammello. Il cammello è resistente, quindi deve accumulare tantissima energia per poter affrontare momenti difficili dopo, quindi chiaramente si richiama anche non lo so, nei guerrieri, ecco, quando stai imitando un guerriero, realmente quello che fai è cercare di medesimarti, no? Nella forza, nella presenza, nell'assenza di paura di un guerriero. Quindi ecco, cioè richiami queste qualità che sono in noi e assumi degli atteggiamenti diversi che poi porti nel resto della tua vita, della quotidianità. Ecco perché corpo e mente. Il segreto per manifestare questi movimenti meravigliosi benefici, io direi. Cioè, io ad esempio da dove devo iniziare? Cioè, che di sport ne faccio veramente zero e di attività. Sì, da dove si inizia? È difficile. Vincenza, tu riesci a fare quegli esercizi? Vuoi provare, Vincenza? Io potrei anche provare, perché in realtà, contrariamente a te, io un po' lo pratico lo yoga, vedi? Quindi sì. Guarda, mi appassiona tantissimo quello che se ci sono domande anche dalla social? Sono un po' tutti colpiti in positivo, sì, ovviamente, rispetto anche alle immagini che in realtà hanno appena visto e dicono che sei praticamente snodata. Sì, quindi... ma io non ero così. Vedi, questa è una cosa importante, quindi è importante, chiunque può praticare yoga. In realtà la cosa fondamentale per praticare yoga, negli scritti si legge, molti saggi comunque lo menzionano, devi saper respirare per praticare yoga. Quindi in realtà quindi bisogna partire da una buona respirazione, un po' come il canto. Sì, probabilmente sì. Chi studia canto parte da una buona respirazione. La respirazione è fondamentale, perché noi nello yoga in realtà quello che facciamo è muovere energia vitale. Ora non voglio essere troppo filosofica, ti chiedo però... scusa se ti interrompo, perché mi è appena arrivato un messaggio, ma è una cosa che ti avrei chiesto anche io. Sei sempre a contatto con la natura? Sì, spesso. La maggior parte delle volte. Quindi è vero che c'è questo legame tra lo yoga, quindi tutta la filosofia olistica, e un contatto diretto con madre natura. È fondamentale. La natura sana, sì, la natura cura. La natura cura. La natura cura, nel senso anche entrare a contatto con la natura, adesso che siamo chiusi praticamente sempre, ma poter avere soltanto l'opportunità di fare una passeggiata. Qui abbiamo la fortuna di avere il mare vicino, comunque di avere degli spazi. L'anima, io dico sempre, cura l'anima. Quindi... ma è vero, c'è studiato fondamentalmente, ha lo stesso effetto mentale e antistress che può avere la meditazione, l'avere il contatto con la natura. Difendiamo sempre di più infatti la natura solo per i grandi benefici che ci può portare. Io sono curioso, non è possibile fare uno di quegli esercizi qui in studio oggi, ma ci organizzeremo magari per una prossima. Però si può vedere una prova di respirazione, ad esempio, o dare dei consigli a chi ci sta seguendo da casa alla camera 1 di un esercizio di respirazione. Lo facciamo tutti insieme, allora. Lo facciamo tutti insieme. Dai, non è che a casa sia qui, no? Tutto lo studio. Allora, iniziamo dalla corretta respirazione, quella che ci siamo praticamente dimenticati, ma quando eravamo bambini, se osservate i bimbi loro ancora lo fanno, che è quella diaframmatica. Noi usiamo praticamente i polmoni, quando i polmoni non ce la fanno, cioè è toracica, e in realtà tendiamo anche a utilizzare in maniera errata anche il resto del corpo, che viene in sostegno, ecco perché poi dolori muscolari, no, del collo soprattutto. La diaframmatica è la corretta respirazione. Proviamo, così capite. Allora, Giuseppe, anche tu per favore. Sì, io chiudo gli occhi perché così entro un po' in sintonia, ma se volete chiuderli meglio occhi chiusi. Abbiamo una musica, hai portato una musica? No, non c'è bisogno. La musica è dentro di noi. Maestro, se lei vuole, l'importante è che non mi fai qualcosa di dance, ti prego, maestro. No, perché... Dovremmo un attimo respirare secondo dei criteri, no. Quindi sentiamo. In realtà è naturale riappropriarsi. Oppure se c'hai l'effetto del vento, c'hai qualche effetto? No, ti prego. Abbiamo una musichetta soft, grazie. Se c'è, se no... Sì. Voi parlate che io lo tengo. Ok, allora iniziamo. Anzitutto in una posizione che sia abbastanza comoda, avendo la schiena quanto più allineata possibile. Antonio, anche tu. Quindi rilassiamo le spalle, che è la parte che si tensa sempre di più in assoluto. Rilassiamo, concentriamoci sul nostro respiro, chiudendo gli occhi. Questo è un modo per andare all'interno. Entriamo già in contatto col respiro, quindi ci rendiamo conto già adesso se respiriamo o no. Molto spesso succede che no. Mano sinistra all'addome, mano destra all'altezza del petto, e quando inspiriamo
quello che succede è concentrare l'attenzione e il movimento nella parte bassa dell'addome. Inspiro e l'addome va in fuori. Mi aiuto con la mano perché è come se un palloncino si stesse gonfiando. È all'inverso di quello a cui siamo abituati. Tolgo l'aria e l'addome va in dentro. E il petto rimane fermo, il torace. Inspiro, addome in fuori. Tolgo l'aria, addome in dentro. In, addome in fuori. Tolgo l'aria, addome in dentro. Dal naso, sempre dal naso e non dalla bocca. E questo, non so se in 3 respiri, è consigliabile farlo almeno 10 respiri, ma quello che fa è abbassare immediatamente il ritmo, il battito cardiaco, calma la mente, quindi la respirazione è quello che ci permette realmente di calmarci, di vivere il momento presente, cioè anche prima di un qualunque momento di stress, prima di andare a dormire, cioè in un momento di stress prima di andare a dormire si può utilizzare, è semplicissimo, cioè in realtà io consiglio, quello che insegno è praticarlo quotidianamente invece ecco, di avere coscienza su questo aspetto. Bene, Però spero è che la una prossima tecnica. domenica riusciamo a fare qualche esercizio anche di quelli che abbiamo visto lì. Sì, con Ci qualcuno organizziamo. che, sì, magari esercizi semplici, con qualcuno come te che si mette lì, magari mi fa da... Mi propongo io. Molto difficile con me. Senti, dicevamo prima che Sì. tutto si lega all'alimentazione, quindi una buona alimentazione, quindi Sì. non ti occupi solo di yoga ma anche di alimentazione. Sì. Quindi a questo punto mi hai insegnato a respirare bene in un momento di stress, che cosa devo mangiare a questo punto? Allora sì, l'alimentazione è fondamentale perché così come posso spiegarlo, è una sorta di prevenzione, ok? Mangiare bene è preventivo rispetto a quello, considerate che il nostro sistema immunitario sta qui, adesso il nostro intestino viene considerato per alcuni non più secondo cervello ma primo cervello, quindi mangiare bene adeguatamente ci protegge, ci rende più forti come lo yoga, no? Più resistenti, più forti, con difese immunitarie molto più alte, oltre che ad avere un effetto anche a livello mentale, perché quello che mangiamo inevitabilmente influenza anche il nostro stato d'animo. Ora non vado dentro perché questo fa parte Il piatto ideale, un pranzo ideale? Un pranzo ideale, la dieta mediterranea, secondo me, rimane in assoluto la dieta che è più completa e più sana. Riso integrale, lenticchie, tantissime verdure è il piatto, si dice sattvico per eccellenza nel mondo, diciamo, mondo yogico, perché ha tutto quello che ci serve. Quindi questo è un esempio, ma io parlo tante verdure, tanta frutta, per fare un elenco proprio che magari può essere utile anche per chi sta a casa, tanta frutta, soprattutto tanta verdura, tanta frutta di stagione, cereali sì, integrali, legumi, frutta secca e grassi buoni come l'olio d'oliva per esempio, e poi tutte le proteine anche animali che in realtà devono meglio se vengono da biologiche o comunque da allevamenti, da animali che siano cresciuti quindi senza l'utilizzo di chimici o di antibiotici. Questo perché quello che mangiamo, cioè in realtà informazione, se noi mangiamo chimici realmente lo stiamo mettendo nel nostro corpo, quindi inevitabilmente poi ha un effetto anche sul benessere, ecco, sul sistema immunitario, sull'infiammazione poi a livello fisico, no? Mangiare bene è preventivo, ecco, come nello yoga, cioè cerchiamo di prevenire. Dopo ti chiederò altri consigli per la gestione dello stress. Sì. Prima ci dedichiamo tutti insieme a un altro momento musicale, perché la musica secondo me è anche, no, un elemento molto importante. Cosa ne pensi? Chi fa musica è più rilassato secondo te o no? Chi crea musica, sì. Credo che può essere una forma anche quella di poter entrare più in contatto con sé e di rilassarsi anche. Infatti io quando suggerisco tecniche di rilassamento, se ci sono persone a cui piace tanto la musica, ascoltare la propria musica libera le emozioni, libera il proprio sé, la propria personalità, quindi fa bene fare musica e ascoltare musica. Allora a questo punto Andiamo, gustiamoci sì, un altro momento musicale, poi parleremo anche con l'artista che sta per esibirsi. Prego. C'è qualcosa che non ti ho detto, che non ti ho chiesto, non l'ho pensato. Se c'è qualcosa di nostro al mondo che ti ho promesso ma non ti ho dato. Come
una scusa rimasta appesa a un viaggio che poi non hai fatto. E quella rosa sul letto non ci ho fatto pace, mi resta addosso. Certi fiumi non diventano mai mare, ma se ci nuoti forse mi diranno loro che cosa rimane. Mi rifuggerò sopra un letto di foglie ma non guardo giù. Mi difenderò, anche se il cuore e la faccia li ho dipinti di blu. Non pensarci più, so che da qualche parte c'è la mia tribù. Mi rifuggerò in un luogo lontano da te. Qui la luna è sorda, non capisce le parole che scrivevo quando ero ancora me stessa e non mi nascondevo in quella scatola che abbiamo costruito da quei sentimenti infantili che ci rendevano umani e ancora più blu. Mi rifuggerò sopra un letto di foglie ma non guardo giù. Mi difenderò, anche se il cuore e la faccia li ho dipinti di blu. Non pensarci più, so che da qualche parte c'è la mia tribù. Mi rifuggerò dove ancora non lo so. Mi rifuggerò dove ancora non lo so. Emilia Caputo, brava. Davvero brava. Anche lei arriva dalla voce produzione, è una bellissima voce, una bellissima interpretazione, ecco. Quindi ritorniamo con la nostra Giorgia Reda sulla domanda che ti avevo fatto prima di sentire il brano, cioè altri consigli per la gestione dello stress. Allora sì, io sicuramente consiglio di praticare yoga, anche partendo dal semplice, ecco, senza dover per forza pensare che yoga sia soltanto quello che abbiamo visto prima, ma da posizioni anche semplici, quindi yoga fisico, meditazione, anche lì la meditazione non è una cosa difficilissima, respirazione, quindi ritornare al contatto col proprio respiro e cercare di controllare il proprio respiro, un'alimentazione sana e poi ce ne sono anche tantissimi altri, ma credo che questi siano un po' quello che racchiude quello di cui abbiamo parlato oggi. Altri, dimmi se vado avanti o un elenco. No, solo una curiosità, visto che abbiamo parlato di alimentazione, cosa ne pensi della carne all'interno della dieta? Allora, io la carne devo dire che la mangiavo, ho smesso di mangiarla quando iniziai a praticare costantemente, in maniera costante lo yoga, perché mi resi conto che l'utilizzo della carne che facevo io era carne principalmente rossa, poi studiando anche alimentazione ho scoperto, no? Altre cose rispetto all'utilizzo della carne rossa e poi anche quello che dicevo prima, no? L'utilizzo di antibiotici da un lato e dall'altro lato il fatto che comunque stiamo trattando male gli animali e molto spesso, se non sono carni di cui sappiamo l'origine e la derivazione, anche in quel caso è probabile che siano, no, da allevamenti intensivi, quindi nello yoga si dice che in realtà tu stai mangiando anche l'anima, no, degli animali, ecco perché molti che Vedo seguono... Vincenza che... In realtà io è quello che mi dice il mio maestro di yoga, quindi ti capisco benissimo. In realtà guarda, io non sono per gli assolutismi, cioè non posso dirti non mangiare in assoluto quello, mangio in assoluto quello, ogni persona poi si ascolta il proprio corpo, che è la cosa più importante secondo me in assoluto, entrare di nuovo in contatto con il proprio corpo e riascoltarsi, sa quello di cui ha bisogno in ogni momento e va dall'alimentazione ad ogni ambito della propria vita in realtà, che poi ci nutre, perché non è solo quello che ingeriamo a livello di cibo che ci nutre, no? Quindi... Ma è anche lo spirito probabilmente con cui qualcosa viene ingerito, no? Sì. Ad esempio io sapevo che quando si ingerisce qualcosa bisogna necessariamente rimanere magari seduti e calmi perché stai ingerendo parte del mondo sostanzialmente, lo stai
È un atto di rispetto. Esatto. Quando andai a studiare Ayurveda e nutrizione ayurvedica in India, c'è proprio un canto, un mantra che si fa proprio per ringraziare effettivamente quello che la terra ti sta dando in quel momento. Quindi da lì poi anche i cosiddetti eating habits, che significa il modo in cui noi ci portiamo a tavola, è fondamentale per digerire anche bene. Cioè Posso masticare. fare io una domanda al volo? Sì. Che rapporto c'è, se esiste, tra quella che è appunto questa filosofia olistica di cui tu ci stai parlando, quindi il contatto con la natura, e la filosofia Wicca? Non so se... No, non... Dammi un indizio. Perché quando ho ricevuto Sì. anche dei messaggi, a dire la verità, Sì. su questo, perché quando parliamo di filosofia olistica e di conseguenza anche di filosofia Wicca si va a tracciare proprio un percorso con quello che Madre Natura ci offre e sostanzialmente prendere, ma non prendere quel di più che poi a Madre Natura toglie e che per noi probabilmente è anche superfluo. Sì, da che poi in realtà è un po' recepire. un principio che ci ha portato dove ci ha portato oggi, se vogliamo leggere quello che è successo, no? Abbiamo preso tanto dalla terra e in realtà la terra adesso si sta respirando un po', no? Quindi sì, la coscienza ritorna, secondo me, il concetto di consapevolezza e di coscienza in ogni cosa che facciamo, quindi anche nell'utilizzo per esempio delle risorse, l'acqua piuttosto Esatto. che la luce, sai. Noi non ci soffermiamo a pensare quanto sia importante magari comprare della verdura senza utilizzare la busta di plastica o Esatto. chiedere, portare il proprio sacchetto, ma quella è una coscienza che ti viene nel momento in cui tu Cominci secondo a me, fare caso a sì, tutte queste cose. Sì. Cominci a fare caso perché sono interconnesse queste cose. Io avevo un insegnante, no, che mi diceva sempre mi raccomando non buttate la carta a terra, che era un gesto molto banale, Giuseppe, nel senso Sì. anche di... Poi ho fatto un attimo caso, no, e ho fatto questa riflessione: se inizio a non buttarla io la carta a terra e poi non la butti tu e nemmeno tu, allora realmente poi si può pensare di avere un mondo più pulito, però la getto tanto, magari Sono non la uno getta di- il mio compagno di viaggio, ma non è così, Tesoro, No. quello è senso civico. Attenzione, Noi eravamo ad un livello un po' più aulico, L'applauso, è arrivato lui in pole position. Giuseppe, Ci c'è stavamo l'amico che si preoccupando. sveglia a un certo punto, no? Vincenza stava facendo È senso respirazione da civico. quando ha Sì, iniziato. non si era a dargli il fermato. consiglio. Il Hai finito senso adesso. civico, quello deve essere insito in ognuno di noi. È un diktat, punto. Sì. Sì, viene va dall'educazione, in realtà poi lì... Cioè, ma capito? Come il saper vivere, il saper vivere Ma a fine quotidiano. puntata me lo devi far arrabbiare, Capito? Vincenza. Poi, Guarda, non è arrabbiato, poi è mettiamo da indignato, parte io tutti lo i discorsi filosofici, perché comunque yoga, professare la pratica di yoga rientra in una questione filosofica, ok? Perché comunque io ritengo che lo yoga sia una filosofia. Sei d'accordo? È uno stile di precisa, vita, probabilmente. è uno stile di No, vita. Quindi, certo. come io non accetto, anche se io sono uno sportivo, faccio sport, il metodo di prima della respirazione io lo faccio tutti i giorni perché io sono molto ipocondriaco e quindi quando mi devo calmare devo fare questo esercizio, se no io non riparto, ok? Sono modus vivendi di ognuno, cioè io non lo pratico, ok, però rispetto chi pratica realmente e quotidianamente queste Certo. pratiche di vita, ok, che comunque rientrano poi, se le andiamo ad analizzare, nel quotidiano, vivere no? quotidiano di Esatto, ognuno certo, di noi, certo. ok? Cioè Assolutamente. rispetto chi fa questo, perché comunque sono pratiche di vita che devono essere rispettate E anche da prendere un po' come esempio, certo. E anche Bene. comprese. Grazie. Sul fatto della carne, Vabbè, No, là insomma... sulla carne non tanto, vabbè. Lei Anche però ha perché detto comunque che è abbiamo molto bisogno di personale, proteine, È molto quindi personale, ha io lasciato... ho ripreso a Difatti mangiare io il vedi. pesce, poi sto attenta, molto attenta alla provenienza degli alimenti. credo che una buona Sì. alimentazione della sana dieta mediterranea sia quello Sì, di quello prendere dicevo prima. tutto in poche quantità ma giuste. Ascoltando il tuo corpo, sì. Certo, Sì, sì, indubbiamente. è giusto. Grazie. Quando stai male te lo dice il corpo. Bravo. Grazie a Giorgia Reda per Grazie essere a stata con noi. Io vi devo lasciare perché abbiamo il TG Flash e poi subito dopo avremo con noi Clelia Caprio, una psicologa. Oggi rimaniamo proprio Nel benessere. nel benessere. nel Grazie. mio campo. TG Flash, a tra poco.
Bene, eccoci ritrovati, adesso siamo in compagnia della nuova ospite che è Clelia Caprio. Buonasera. Buonasera a te Clelia. Clelia, tu sei psicologa. Sì, psicologa e psicoterapeuta. Come è cambiata la vita delle persone durante questo periodo di pandemia? Beh, possiamo dire che è cambiata radicalmente. Basti pensare a quante cose ognuno di noi ha rinunciato. C'è stata una forte battuta d'arresto all'interno di contesti a volte anche frenetici, in cui ognuno di noi pensava al lavoro, alla vita privata, alla vita sociale, ai vari hobby, e tutte queste cose sono purtroppo venute meno. Ci hanno costretto a rallentare, a stare a casa, a stare tanto tempo a casa, a distanziarci socialmente come misura appunto per non diffondere il Covid, e questo molto spesso ci ha reso vulnerabili, quindi per alcuni è stata una risorsa, però per molte altre persone invece è stata una catastrofe. Una catastrofe. Che risvolti dal punto di vista proprio psicologico? Entriamo nella materia, ha creato questo lungo periodo di assenza di relazioni. Intanto dobbiamo dire che stare molto in contatto con noi stessi ci ha portato a vivere delle paure, delle dimensioni anche che non conoscevamo. Prima di tutto la paura della morte, che è una paura ancestrale, una paura molto antica per l'uomo, anche difficile da gestire a livello consapevole. Poi abbiamo avuto anche, diciamo, una sorta di paura nei confronti della pandemia, quindi non solo la paura della morte, ma paura di non riuscire a gestire la pandemia. E in più l'incertezza nei confronti del futuro e non ultime le difficoltà economiche. Tutto ciò ha portato a tanti disagi, si sono sviluppati molti disagi sia a livello psicologico che a livello psichiatrico, e secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità sono state proprio le fasce più deboli a essere colpite, quindi in particolare gli anziani e i bambini. Bene. Prima di dare dei consigli a chi ci segue, devo dare un annuncio perché stanno arrivando tantissime telefonate, mi fanno cenno dalla regia che ancora adesso è arrivata un'altra telefonata. Il presidente Spirlì nella comunicazione ha detto che il numero verde era un numero verde che era stato attivato prima che Poste Italiane mettesse in moto la piattaforma, quindi per prenotarsi oggi quella che è efficace è la piattaforma che vedete sui social di Poste Italiane. Ecco, questo mi sembra che era il messaggio che doveva arrivare, perché stanno chiamando che vogliono il numero verde. Io mi sembra che ho capito questo, basta andare sulla piattaforma di Poste Italiane. D'Amico, tu che sei sempre attento, prego. Non so, allora, noi siamo stati tra le prime regioni che abbiamo dato l'assenso di dare mandato a Poste Italiane per la gestione, perché la gestione si può fare tramite il portale, tramite il postamat oppure tramite il postino che viene a casa con il suo terminale, ti può fare la prenotazione. Però dobbiamo fare sempre riferimento per ogni regione italiana al portale del Ministero. Prenotazioni, vaccinazioni, Covid-19, gov.it, ma adesso non lo ricordo preciso. Comunque quello, e ti dirotta nelle varie piattaforme. Vincenza, comunque dalla social room riusciamo a vedere il portale, il sito esatto qual è? Gentilmente, però diamo internet, perché è quello che ho utilizzato. Così diamo Certo. questo dato preciso a chi sta telefonando e vuole questa informazione. Clelia, volevo chiederti come possiamo aiutare le persone che hanno avuto disturbi dovuti a questa situazione, partendo proprio dal primo lockdown, perché Sì. io credo che già dal mese di marzo, aprile È un anno pieno. Cerchiamo di capire innanzitutto quali sono stati i disagi provocati dal Covid. Dicevo prima, disagi a livello psicologico e anche psichiatrico, quindi in particolare irrequietezza, nervosismo, disturbi nella concentrazione, disturbi nell'attenzione, tantissimi disturbi d'ansia, attacchi di panico, fino ad arrivare anche a episodi di depersonalizzazione. Invece a livello scolastico c'è stato un grosso calo del rendimento scolastico, ma anche alti tassi di abbandono scolastico. Per cui davanti a questa situazione così difficile il governo ha inteso mettere in atto moltissime iniziative, come ad esempio quella dello psicologo scolastico.
Quindi l'Ordine Nazionale degli Psicologi ha aperto un protocollo con la maggior parte delle scuole d'Italia ed è stata istituita questa figura dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado, proprio per arginare il fenomeno e per aiutare soprattutto questi ragazzi a vivere meglio la situazione di pandemia e il distanziamento sociale che purtroppo ancora oggi è in atto. Posso? Sì, Antonio. Allora, vabbè, http://prenotazioni.vaccinocovid.gov.it e questa è la piattaforma ufficiale che poi ti dirotta nella prenotazione. Esatto. Bisogna inserire il numero di tessera sanitaria e il codice fiscale. Nel momento in cui si entra ti fa inserire la categoria. Attualmente fino a ieri erano solo gli ultra ottantenni. Da oggi ci sono anche le categorie fragili e sono suddivise in base ai codici di esenzione. Bisogna avere un codice di esenzione. Sì, codice di esenzione che comunque te lo dà il tuo medico di base, ok? Io Quindi lo parlo della mia esperienza personale perché l'ho fatto, io l'ho fatto tramite il mio medico di base perché non ancora devi la caricare un documento, ti chiede di scannerizzare dei documenti, no, soltanto No, la carta la piattaforma d'identità. là ti fa entrare con l'inserimento della tessera sanitaria e del codice fiscale del malato, del soggetto fragile o del soggetto ultra ottantenne e poi entri nella piattaforma che ti fa fare la prenotazione. Vincenza forse Sì, ci dà... io allora se mi dai un attimo la parola ti Sì, dico chiedo proprio scusa a Clelia, ma era una cosa importantissima. quali sono i passaggi. Allora, bisogna prendere la propria tessera sanitaria e inserire negli appositi campi il numero della tessera sanitaria nonché il codice fiscale. Quindi selezionare, mi raccomando, il trattamento al consenso dei dati personali. Ognuno di noi in quel momento riceverà un SMS sul proprio numero di cellulare. Quello è il codice, quindi lo step successivo sarà quello di inserire il codice arrivato tramite SMS sulla pagina a cui prima Antonio ha fatto riferimento e da quel momento in poi, cliccando su conferma, a distanza di pochissimo, in base alla prenotazione, sempre tramite SMS riceverete le informazioni relative al sistema di vaccinazione, dove andare, il giorno e a che ora. Quindi in realtà non è una cosa difficilissima da fare e non serve necessariamente il consenso, come prima discutevamo, del medico di base, quindi basta avere la tessera sanitaria, inserire il codice e da lì... parlava di medico di base perfetto, all'inizio se no perché rischiamo di ancora non era confondere la piattaforma. Bene, se non rischiamo di confondere. Credo che adesso il messaggio sia arrivato in maniera abbastanza diretta e precisa. Grazie, l'autore mi fa segno che va bene così. Sì. Clelia, durante questa pandemia ci sono stati tanti morti. Sì. Le persone invece, per le persone che hanno perso questi familiari, è stato uno shock non indifferente. Assolutamente. Si è pensato a loro, sì. cioè cosa... Sì, anche per il tipo di morte causata dal Covid. Come sappiamo una morte molto dolorosa sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista psicologico, sia per la vittima che per chi aveva intorno, che poi in realtà non poteva avere intorno, perché molte persone purtroppo sono morte nella solitudine degli ospedali, benché infermieri, OS, medici abbiano fatto veramente di tutto per cercare anche di diminuire questo senso di solitudine e di alienazione che è proprio tipico di questa malattia. Per cui anche per loro sono state messe in campo molte iniziative. Personalmente nel mio territorio, insieme a un giovane imprenditore del sud, Alfonso Caruso, che è un mio caro amico, abbiamo inteso creare un progetto di supporto psicologico gratuito per coloro che avevano perso qualcuno a causa del Covid, ma anche per altri motivi, comunque sempre per motivi drammatici, per cui queste persone hanno la possibilità di avere un sostegno psicologico gratuito che li aiuti a elaborare quanto è accaduto e a elaborare le varie fasi del lutto, che poi sono diciamo abbastanza regolari, ma che prendono anche poi la specificità del singolo caso. Un'altra cosa che ci tengo a dire, ricollegandomi a quello che dicevo prima, quindi alle categorie deboli, proprio in questi giorni è virale un'iniziativa
che sta andando appunto su tutti i canali, visto che molto spesso a causa del Covid le vittime di violenza di qualsiasi genere, quindi violenza sia fisica che psicologica, si sono ritrovate a dover stare molto tempo a contatto con i loro carnefici, e parliamo in particolare in questo caso di donne e di bambini. Per cui questa iniziativa virale, nata dal Canada ma arrivata anche da noi in questi giorni, ci porta a imparare un gesto silenzioso, un gesto semplice ed essenziale, che è questo, dove devo farlo vedere lì. La 1? 1, 2 e 3. Quindi chi in questi giorni purtroppo si ritrova a stretto contatto col suo carnefice, ma non può farsi aiutare, non può prendere il telefono, non può mandare un SMS, può invece andare alla finestra e fare questo gesto silenzioso. L'iniziativa si chiama Signal for Help e è un'iniziativa ormai mondiale, per cui lasciatevi aiutare anche tramite questo gesto silenzioso che, ripeto, Antonio, volevi Sì, aggiungere no, qualcosa? io Prego. sono sensibile a questa cosa anche perché nella nostra struttura nazionale del premio che noi organizziamo, che è un premio di spettacolo, abbiamo portato questo messaggio perché in Italia moltissimi, anche quando arrivavano gli infermieri, avendo visto questo messaggio, davano questo segnale visivo e hanno allertato. Difatti durante il periodo della pandemia la violenza sulle donne, sui bimbi è stata tantissima. È cresciuta tantissimo. C'è un progresso allucinante. Sì. Brava, mi fa piacere che hai tenuto a mettere in evidenza questo elemento, perché veramente la pandemia, oltre ad aver creato un disagio psicologico, ma anche un disagio fisico e abitativo, perché comunque costretti a stare chiusi in casa, le violenze domestiche sono aumentate in maniera molto vertiginosa. Questa convivenza forzata, soprattutto per alcune categorie, è diventata Poi molto pericolosa. Poi mi piace anche la questione di cui hai parlato prima, dell'assistenza tramite Caruso, che ho avuto il piacere di conoscere. Lui fa una grandissima attività di supporto. Lui è un vulcano. È veramente un bravissimo ragazzo. Sulla questione dell'aiuto psicologico. Difatti anche il governo nelle ultime recentissime direttive che sta portando in discussione c'è anche quello di creare un supporto per i malati, perché si guarisce sì, ma ancora c'è gente che non riesce ad uscire da questo tunnel della terapia intensiva o dell'ospedale, se lo porta ancora dietro dopo mesi, 5, 6, 7 mesi dopo la guarigione, e che è devastante a livello psicologico. Sì, in questo momento c'è un bisogno enorme di sostegno psicologico, non solo per le famiglie delle persone che non ci sono più, ma anche per chi è uscito dal Covid ed è sopravvissuto a questa pandemia. Certo. Clelia, siamo quasi in chiusura, cosa ti senti di consigliare a chi sta seguendo in questo momento la trasmissione? Come dicevo prima, di lasciarsi aiutare, lasciarsi aiutare, non pensare che si è soli, non pensare che non ci sia nessuno che possa capirci, perché molto spesso le situazioni di depressione o di inizio di depressione, che in questo momento sono molto diffuse, ci portano a pensare che siamo soli, ci portano a pensare che non c'è una soluzione. Non è così, perché invece non solo ci sono tutti i professionisti della salute mentale in campo in questo momento per potervi aiutare, ma sicuramente intorno a voi avete delle persone che lo possono fare e che lo faranno sicuramente con tanta voglia di venirvi incontro, di capirvi e di darvi un abbraccio virtuale, anche se non ve lo possono dare fisicamente, sicuramente ve lo daranno moralmente. Grazie a Giuseppe, Clelia. posso allacciarmi velocemente a quello che ha detto? Vai. Mi piace non aiutare con un farmaco, ma aiutare con la parola e con il supporto, perché è facilissimo dare il farmaco e via e sedarlo, invece c'è bisogno di aiuto, di parlare, di conforto. Comunicare soprattutto. Grazie a tutti i nostri ospiti che sono stati con noi in questa puntata di Tennellode, grazie a Clelia che è rimasta con noi fino alla fine. Vi do appuntamento a domenica prossima, se dalla social room non ci sono aggiornamenti, così vi lascio direttamente con Alex. Non ci sono aggiornamenti. Grazie Vincenza. Alex, a te la chiusura.
Take your baby by the hands, back into her handstands. Take your baby by the heel, do the next skin touch you feel. We were so and face in your dance all days. We were cool on grace. When I knew, everyone we knew would believe to show what was true. I said, dance on, dance on.